L'ospite di questa puntata di Feminas è Lavinia Rosa, cantante degli Umaniora, organizzatrice di eventi, pubblicazioni di carattere, diciamo, internazionale, che hanno come punto di partenza quello della base umanitaria. E ci siamo lasciati giusto appunto parlando degli Umaniora e della tua entrata ufficiale nel mondo della musica. Quindi, diciamo, tu entri a far parte non di un gruppo, ma di un vero e proprio progetto. Sì, è effettivamente un vero laboratorio, cioè non è un gruppo che prende delle canzoni di altri e semplicemente le esegue. Diciamo che Umaniora è anche un criterio, un modo di crescere tutti insieme. Per questo che comunque la formazione esiste ormai da tantissimo tempo. Però ovviamente c'è stato un ricambio generazionale per cui magari i più grandi che poi hanno iniziato a lavorare, alcuni per esempio nel campo della musica, oppure un avvocato dello Stato, insomma lasciano il posto a persone più giovani, gli insegnano diciamo, lo strumento, si appassionano e quindi Umaniora riesce a esistere e a creare nonostante le persone. È bello perché è un modo di crescere tutti insieme. Assolutamente. Poi, tra l'altro, Umaniora viene, penso a molti, legato immediatamente alla canzone Badde Lontana. Sì, diciamo che è forse il primo seme, perché Badde Lontana è stata scritta da Antonio Strinna e Antonio Costa con, diciamo, il sostegno del nostro attuale direttore artistico, che è Zino Squintu, che è stato anche direttore artistico di altri gruppi come i Savages, che insomma erano in auge parecchio tempo fa. Ed è stato lui il creatore di Umaniora, di questo criterio, di questo modo di crescere, diciamo. E tuttora, insomma, di età grande, avanzata, però lui continua a essere sempre presente, a E a seguirvi. sostenerci, a consigliarci. Insomma, noi siamo diventati più grandi, sono diventati ancora più grandi, ma il suo indirizzarci è sempre molto, molto importante per noi, avere il suo sostegno. E qual è stata la prima canzone che hai cantato? La prima canzone che ho cantato... Il tuo banco di prova. Non me lo ricordo. Come perché New anche York. perché anche qua stiamo parlando di parecchio tempo fa, perché... Come diceva tua mamma, della preistoria. Esatto, non come New York, ma molto prima, perché risaliamo all'88. E mi ricordo che era una canzone in sardo comunque, ma non mi ricordo esattamente il titolo. Oh. Sono proprio... L'emozione. E quale fu il commento degli altri componenti? Te lo ricordi? Beh, no, è stato... Io mi sono inserita piano piano, perché prima ho fatto la corista, poi ho cantato alcune canzoni. Ovviamente nel laboratorio erano abituati a una voce solista maschile, e quindi insomma all'inizio ci siamo un po' alternati. No, è stato un buon approccio, sono stati contenti. Un nuovo arrivo, insomma. Un nuovo arrivo, sì, e insieme a un'altra ragazza scout che faceva sempre parte di quel musical, ed è stato molto bello perché siamo stati ben accolti e poi subito, insomma, quel fascino del laboratorio in cui la gente è appunto una fucina di idee, di movimenti, e ti coinvolge in maniera molto calorosa. Diciamo, Galeotto fu il musical. Galeotto fu il musical, forza venite gente. Voi avete fatto comunque tantissimi concerti. Abbiamo C'è fatto, stato sì. uno in cui ti sono tremate le gambe? Guarda, che per te era particolarmente importante. è particolarmente allora no, tremate le gambe per l'importanza, devo dire la verità, no, perché per me per noi, perché io sono la cantante solista, ma insomma è proprio una cosa che facciamo tutti insieme. È un caso, io sono la cantante solista, ma poi c'è il chitarrista, cioè tutti abbiamo la stessa importanza, compreso chi proietta i testi, le traduzioni dei testi e anche i testi in italiano, perché per noi è importante questa comprensione delle parole. Quindi per me che ci siano 10 persone che ascoltano o che ce ne siano 2000, cioè devo dire la verità, l'importante è che la gente sia attenta e sia coinvolta da quello che noi stiamo facendo. Abbiamo suonato a Roma, nella piazza del Campidoglio,
piena di gente, devo dire che non ho provato la stessa emozione che ho sentito al concerto che abbiamo fatto nella comunità di Padre Murito a Saspru, che è stato molto coinvolgente, in cui proprio si crea questo feeling con il pubblico che tu vedi che è attento e che partecipa, e quindi si crea proprio una sintonia incredibile. No, un po' di preoccupazione in un concerto che abbiamo fatto a Borore, perché poco prima del concerto mi è andata via la voce totalmente e quindi non riuscivo a parlare, però non so come, con l'uso della tecnica sono riuscita a cantare. Si ventriloquia. Non lo so, era una cosa, però probabilmente la voce appoggiata, parlata, bassa, non mi usciva, e sono riuscita con l'impostazione comunque a portare a casa il concerto, un po' con l'aiuto degli altri ragazzi. Ho chiesto al chitarrista di farmi un controcanto non previsto per coprirmi in un punto in cui sicuramente avevo più difficoltà, però l'abbiamo portato a casa molto bene. Poi sono stata un mese senza parlare, senza voce, però il concerto non l'abbiamo bucato, diciamo. Ecco, e a proposito del concerto, molto spesso i vostri concerti sono legati al progetto Punti non Muri. Sì. Parlami un po' di Punti non Muri, quando nasce, quali sono le finalità? Il progetto Punti non Muri nasce nel 2006, in particolare, proprio la data, diciamo, esatta nasce nel 2006, perché abbiamo avuto un contributo dalla Fondazione Banco di Sardegna. Diciamo che già è nato prima, perché durante i miei viaggi di lavoro sono andata appunto spesso in Palestina, a Betlemme. Il primo anno che sono andata, Betlemme era una città abbastanza simile alle altre, cioè una città normale, c'erano dei checkpoint di controllo da parte dei militari israeliani, però diciamo abbastanza normale per chi non la frequenta. Poi io non mi ero voluta studiare niente, non volevo sapere niente, volevo andare là e vivermi la storia vissuta da me. Però negli anni abbiamo visto la costruzione di un muro di separazione che ha circondato alla fine Betlemme e l'ha chiusa totalmente. Si può entrare a Betlemme soltanto da un portone che viene controllato dai militari, viene controllato chi entra, chi esce, quindi la gente non può più andare dal dottore fuori a farsi controllare. Hanno tagliato fuori famiglie, i maestri che vogliono entrare per insegnare, i ragazzi che vogliono andare all'università, il lavoro, il commercio, è tutto assolutamente bloccato, quindi la povertà impera, è molto forte, e alla fine noi abbiamo pensato che non potevamo tornare a casa ogni volta e far finta che questa situazione non esistesse, tornare, sederci nel divano, mangiare il popcorn, guardare la televisione, e lì c'era gente che soffriva. Abbiamo conosciuto in particolare l'orfanotrofio di Betlemme per caso, e all'orfanotrofio abbiamo incontrato una suora sarda, Suor Maria di Milis, che ci ha chiesto aiuto. Il progetto nasce da qui: come fare ad aiutare questi bambini, per raccogliere fondi, per dargli da mangiare, per comprargli medicine, per farli operare, per i vestiti, per insomma anche la vita di tutti i giorni. E allora abbiamo pensato l'unica cosa che noi sapevamo fare era suonare, cantare, fare dei concerti, e quindi mettere a disposizione i nostri talenti per questo progetto, far conoscere Betlemme e quello che rappresenta, e poi aiutare i bambini di questo orfanotrofio. Quindi facciamo dei concerti a tema, abbiamo fatto anche un CD che si chiama Punti non Muri, tutto dedicato al sociale. Ci sono alcune canzoni come Brigi Nottuolo e Deserto di Pietra che parlano proprio della situazione in Palestina. Abbiamo messo su il progetto delle adozioni a distanza, abbiamo creato all'interno dell'orfanotrofio un piccolo laboratorio musicale come il nostro, perché in effetti questi bambini hanno veramente bisogno di comunicare, di potersi esprimere. Spesso sono così traumatizzati perché hanno perso dei parenti, genitori, fratelli, amici, o che sono in carcere, oppure che sono in difficoltà economiche, sono costretti a lasciarli. Il fatto di poter avere degli strumentini, sono soprattutto strumentini a percussione, cose che possono fare i bambini, ma anche una tastiera, o avere un videoproiettore per vedere i cartoni animati, che i nostri bambini ormai hanno Sky, fanno guardano il loro canale 604, 605, questi, cioè siamo in un altro mondo, siamo in un'altra dimensione.
E quindi abbiamo pensato che potesse essere una buona cosa e ci dicono che la risposta è stata Ottima. ottima. Paghiamo un maestro di musica palestinese, quindi insomma aiutiamo anche un po' l'economia della città. Abbiamo comprato gli strumentini lì in loco e tutto quello che compriamo per aggiornare il progetto lo compriamo lì. Quindi insomma un aiuto lo diamo anche da quel punto di vista. È molto interessante. Visto che ne approfitto, visto che tu sei stata tante volte a Betlemme, parlami un po' di quella che è la situazione delle donne. La situazione delle donne, devo dire che per quello che ho visto io, Betlemme è una città mista, quindi sono musulmani e cristiani, latini, ortodossi, che vivono tutti insieme e per quello che ho visto io in armonia. Io ho degli amici musulmani e ho degli amici cristiani. Sicuramente il problema delle donne è quello di non poter avere rapporti, diciamo, fuori dal matrimonio o il fatto, che ne so, di avere un figlio fuori dal matrimonio. Questo crea dei grossi problemi che infatti affrontano anche alla creche, perché in questo orfanotrofio, che è la creche di Betlemme, aiutano anche le ragazze in difficoltà. Diciamo che vorrebbe la cultura, tra virgolette, ma che poi non è la cultura, che le donne appunto non potessero avere figli fuori dal matrimonio, e quindi che il padre o un parente maschio debba uccidere la figlia. Questo si è visto spesso. Devo dire che a Betlemme questa cosa non è così forte, forse proprio per questa mescolanza fra le religioni, e comunque dipende sempre, io credo dipenda un po' dalle persone, da chi guida queste cose. A Betlemme non ci sono stati problemi, è un problema culturale, diciamo, in questo momento. Certo. E sempre a proposito di donne, io mi ricollego a un'altra donna che tra l'altro è stata anche nostra ospite di Feminas, che è Teresa Fantasia, della quale sei stata anche ospite nella sua Sardegna nel cuore. Sì, Teresa è una persona speciale perché è sempre disponibile. Teresa l'abbiamo contattata sia per il progetto Punti non Muri, sia perché lei si dedica molto alla Sardegna e noi abbiamo fatto anche i progetti in lingua sarda, quindi abbiamo musicato i testi dei poeti attualmente viventi, moderni quindi, con musica moderna in sardo nelle diverse varianti linguistiche della Sardegna. E Teresa questa cosa interessava molto, come si interessa molto di musica e di poesia, e quindi le abbiamo mandato spesso i nostri CD e lei li ha sempre mandati in onda con molto piacere. Questa è una collaborazione molto, molto carina. Insomma, la tua voce arriva un po' dappertutto. Sì, appunto, e in Argentina soprattutto. No, poi non manchiamo mai nei nostri viaggi, insomma, di portarci un po' di CD per far conoscere anche un pezzo della nostra isola. Beh, importantissimo. E anche perché comunque le vostre canzoni hanno sempre tematiche legate alla società, alla cultura, alla guerra. Sì. Oppure ce n'è una che a me piace moltissimo, che è Il Principe d'Oro. Secondo me è pura poesia. Sì, Il Principe d'Oro è bellissimo anche perché appunto parla della distribuzione, diciamo, delle ricchezze, che non è così equa, diciamo. Ci sono persone molto ricche e persone molto povere in questo mondo. Se ci fosse una distribuzione più equa fra tutti, sicuramente si avrebbe non solo delle ricchezze, ma appunto delle cose da mangiare, di tutto. Cioè, come dicevo prima, non puoi tornare a casa, buttarti sul divano, guardi l'armadio e hai 20 paia di pantaloni, 40 paia di magliette, e c'è chi non ha niente. Bisogna sapersi mettere un pochettino nei panni degli altri. Certo, e soprattutto questa è una storia per bambine, la storia di Oscar Wilde. Sarebbe una storia per una favoletta, ma come sempre, un significato molto profondo. Come sempre le favolette servono più per i grandi che per i bambini. Un po' voi come Laboratorio Umaniora avete collaborato a diverse produzioni, anche altri progetti sia musicali che non. Cioè al di fuori di questi progetti nostri, dici? Ma abbiamo fatto un progetto
con altri gruppi, con Maria Speranza non mi ricordo più come si chiama ovviamente perché io ho una memoria che sì, Maria Speranza, I Nati Strani, era un progetto anche questo sulla Sardegna e con questo progetto siamo andati anche in Brasile e abbiamo fatto alcune serate in un circolo dei sardi a San Paolo. Sì, diciamo delle collaborazioni così, piuttosto sono quelle che ci piacciono di più, sono le collaborazioni con poeti e con scrittori come per esempio Giampaolo Cassitta. Abbiamo studiato delle possibilità di presentare un libro incastrato con le nostre canzoni, questa è una cosa che ci piace molto e poi insomma abbiamo studiato i testi poetici di vari poeti di tutta la Sardegna per cercare quelli più musicali e quindi più facilmente musicabili. Quindi sì, diciamo che le collaborazioni anche sono letteratura state, sì, anche arte. appunto, anche collaborazioni con la letteratura. Arte abbiamo organizzato un concorso fotografico per il progetto Puntino Muri, quindi insomma, diciamo che ci cimentiamo un po' anche dove in effetti non dovremmo, però anche il concorso Puntino Muri di fotografia è stata una bella iniziativa. Anche qualcosa pare nel mondo della sceneggiatura, illustrazioni, come umaniora? Come umaniora è stata la pubblicazione di un fumetto per il quale abbiamo fatto una canzone che si chiama Winds of Winter. Ci siamo incastrati in tutti questi anni, in varie cose, incastrati e cimentati, ma è bello, cioè è bello poter avere tutte queste possibilità. Un po' un intrecciarsi. Un intrecciarsi, sì, di tutte le possibilità di espressione e di comunicazione, quindi macchina fotografica, musica, parole, disegni, no, quindi insomma siamo contenti e poi insomma questo ti dà la possibilità di creare cose nuove, di crescere e di crescere. Allora Lavinia, siamo in chiusura. Ultima domanda, può sembrare banale ma penso che con te non lo sia. Una canzone degli Umaniora ovviamente che pensi ti possa rappresentare? Una canzone sola. Le 15 canzoni degli Umaniora. No, va bene una soltanto. No, beh, allora diciamo una canzone che ho scritto io perché più rappresentativa di questa. Diciamo che rappresenta anche tutto quello che è il progetto Puntino Muri. Io in effetti sono stata la prima ad andare a Betlemme e i ragazzi del laboratorio sono stati subito pronti a seguirmi. E la canzone è Deserto di pietra, che racconta proprio il primo viaggio fatto in Palestina e le sensazioni e le emozioni che prova una persona al suo primo contatto con questa terra martoriata dalla guerra, a volte invisibile e spesso non raccontata dagli organi di informazione tradizionali. Ce ne canteresti una strofa? Deserto di pietra, il sole brucia rovente e Marsabas risplende, vortici di polvere e sabbia, il sale del Mar Morto nasconde l'orizzonte. Non ci poteva essere cameo migliore. Grazie a Lavinia Rosa per essere stata nostra ospite di Feminas di questa settimana. Ovviamente grazie a Roberta Kenza per le riprese e ringraziamenti più grandi a tutti i telespettatori di Tele Sassari. Appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Feminas e un'altra donna che si racconta per noi. Ninna vipia, anima mia, non t'avarresti dia, no. Ninna vipia, anima mia, non t'avarresti dia, no, no. Batalla bella bello kawanzu a ogunia da scuta suki narasa. Ti assuta des paraulas a bessi su vetrumento.
adesso contento su moro, adesso contento ma già no ad attorrai, a ti sida in su sonno.